Li avevano accerchiati, afferrati al collo e rapinati dei soldi che avevano in tasca. Le vittime sono 2 studenti. L'aggressione è avvenuta in pieno centro tra via Manina e piazza Duomo lo scorso 24 agosto. In meno di 2 settimane i carabinieri hanno identificato i responsabili, si tratta di giovanissimi. 4 ragazzi completamente a volto scoperto hanno rapinato 2 altri giovani, uno maggiorenne e l'altro minorenne, sottraendo loro il denaro contenuto all'interno dei loro portafogli e poi scappando per le vie del centro. Una baby gang determinata e pronta a tutto, piccoli professionisti del crimine. Uno faceva da palo, gli altri 3 agivano. Hanno portato via ad un ragazzo una banconota da 50 euro e all'altro la somma di 520 euro denaro con cui quest'ultimo avrebbe da lì a poco dovuto effettuare degli acquisti. Non solo, ma prima di scappare hanno minacciato le vittime di ritorsioni fisiche in caso di reazione o peggio se li avessero seguiti. I 2 studenti sotto shock hanno provato comunque a cercarli fra le vie del centro, poi si sono rivolti ai carabinieri. Immediate le indagini. Abbiamo quindi raccolto elementi di riscontro e testimonianze tra i negozianti, avvalendoci anche della visione della videosorveglianza comunale. Attraverso le testimonianze incrociate e le descrizioni degli aggressori fornite sono stati raccolti elementi utili per identificare uno dei 4. I militari hanno così monitorato i più comuni social solitamente utilizzati dai giovani. In poco tempo sono stati identificati tutti. Perquisite le abitazioni, i carabinieri hanno trovato i capi di abbigliamento utilizzati nella rapina, sequestrati anche i cellulari dove i giovani si erano scambiati i messaggi parlando e vantandosi della rapina. Per i giovani identificati è scattata la denuncia in stato di libertà per rapina in concorso.